e che lo ringraziamo per averci dato questo spazio. Edizione straordinaria della Vita e dintorni, condotta da Gino De Paoli, con l'ospite fisso che vedo appena arrivato, Lorenzo Filippi. Buongiorno. Abbiamo oggi qui in regia, in studio, due graditi ospiti che si confronteranno con quanto concerne il nostro classico referendum costituzionale del 4 dicembre, dove saremo tutti chiamati a esprimere. Che si confronteranno con quanto dipenderà da quello che oggi potrete ascoltare anche dalle loro voci, perché abbiamo proprio due rappresentanti, uno per il sì e uno per il no, in perfetta par condicio. Così tutte quelle denunce che erano state ventilate a Radio Gamma 5 non rispettate, finalmente rispettiamo. Sarete contenti, quindi andate in procura a ritirare le denunce se avete portate o fate a meno di portarle. Bene, vi presento gli ospiti. Intanto volevo anche ringraziare subito, perché Ferdinando D'Onorato, lo speaker, ci ha concesso lo spazio, la signorina Chiara Pitelli, che ci ha fatto avere qui il gradito ospite del sì, poiché dalla Zoana il senatore mi aveva promesso che veniva, ma poi un impegno improvviso il sabato l'ho trattenuto a Roma oggi alle 10, quindi non è potuto essere qui. Con l'ex presidente, che saluto, Paolo Girotto, avevamo cercato anche Vanessa Camani, deputata del PD, sempre per il sì, ma purtroppo oggi è un banchetto, non so se è al mercato di Padova, per distribuire le informazioni sul sì, appunto, e non ha potuto partecipare. Quindi Chiara Pitelli di Albignasco mi ha fatto la gentilezza di trovarmi l'ospite per il sì, e lo andiamo subito a presentare. Si tratta del consigliere regionale per il PD, Claudio Sinigaglia, che saluto. Buongiorno consigliere. Buona giornata a tutti. Eccoci qua. E per quanto riguarda il no, abbiamo l'avvocato Marco Mori. Buongiorno avvocato. Ciao Gino, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Marco Mori, lo abbiamo già sentito diverse volte, anche ieri sera era, mi pare, a Belluno, esatto, dovevi avere un confronto con Domenech, Roger Domenech, che era il segretario regionale del PD, mi pare, per il sì, ma non è potuto intervenire, ed è venuto un altro che si chiamava? Non mi ricordo. Te lo ricordi tu, caro Macis? Beh, insomma, ce n'era un altro che rappresentava il sì. Bene, è stata una serata interessante, si è vista in streaming, forse anche oggi riusciamo a fare lo streaming, sì. La facciamo? Sì. Abbiamo il nostro tecnico Marco Macis. Ecco, e oggi parleremo proprio della riforma costituzionale. Vediamo un attimo di entrare subito nel tema. Chiediamo subito l'ospite per il sì, sempre consigliere regionale Claudio Sinigaglia, se attraverso questi articoli, mi pare siano una cinquantina, 47, ce n'è uno che l'ha colpito in maniera, come si può dire, che potrebbe interessare l'Italia e gli italiani e dare una svolta a questa che è questo cambiamento della Costituzione. Quale fra tutti questi articoli le pare il più pregnante, il più interessante, il più importante? Visto che sono 47. Sicuramente l'istituzione del Senato delle Regioni, perché superando il bicameralismo cosiddetto paritario, perfetto che dir si voglia, viene finalmente a completarsi il disegno costituzionale anche dei padri costituenti, per cui finalmente viene data voce alla rappresentatività delle autonomie locali, dei comuni e delle regioni. Questa è una novità enorme che appunto mette in linea anche la nostra Costituzione con le più moderne Costituzioni a livello europeo e dà parola a 74 consiglieri regionali, 21 sindaci che avranno questo compito, questa funzione importantissima, quella di concorrere alla funzione legislativa. Ed è un enorme rilievo questo, che dice subito questa non sia una riforma centralista, ma sia una riforma che mette al centro la rappresentatività delle regioni. Le regioni sono chiamate a concorrere alle funzioni legislative laddove il legislatore le fa, le compie, e quindi è fondamentale comprendere questo. Dopo l'articolo 114 che ha detto che la Repubblica è costituita da
comuni, città metropolitane e regioni e Stato, c'è finalmente la comprensione che da quell'articolo anche i comuni e le regioni hanno piena titolarità nella funzione legislativa. Questo è il passaggio fondamentale. Mi ricorda l'articolo, qual era il numero, perché io ho qui una dispensa dove ci sono quelli a sinistra che erano originali e a destra li modificati, così magari se riesco a beccare questo articolo È il 55. 55-57. 55-57. Bene, 57 il Senato della Repubblica è composto da 95 senatori, rappresentanti, da eccetera, eccetera. Ecco, per dare un'informazione proprio a 360 gradi, visto che Radio Gamma è così, vuole informare la gente, allora io vi leggo velocemente questo che è l'articolo 55 nella sua forma originaria e nella sua, diciamo, modifica. Allora, l'articolo 55 della Costituzione dice che il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, appunto. L'articolo 55 modificato dice: le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Anche questo è un importante principio di parità di genere. È scritto nella Costituzione la parità di genere. Costituzionalità è una violazione del principio di uguaglianza. Sì, poi ne parliamo. Intanto abbiamo già visto che c'è qualcosa. Uno può essere a favore, uno contro la parità di genere. Può essere una cosa su cui discutere. Poi ciascun membro della Camera dei Deputati rappresenta la nazione. La Camera dei Deputati è titolare del rapporto di fiducia con il governo ed esercita la funzione di indirizzo politico. La funzione legislativa è quella di controllo dell'operato del governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione Europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione Europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. Ecco, questo è l'articolo modificato. E poi il 57 dove dice che il Senato è composto da 95 senatori. Sì, ecco, leggiamo anche 57, tanto non è molto. Allora, l'articolo 57, il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero. Questo è l'originale. Il modificato dice: il Senato della Repubblica è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. Continua dicendo: i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con metodo proporzionale i senatori fra i propri componenti e nella misura di uno per ciascuno fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Rimane invariato il numero dei senatori elettivi di 315, 6 dei quali eletti nella circoscrizione estero. Questa era quella originale, giusto? Certo. Poi questo viene abrogato. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiori a 7, il Molise ne ha 2, la Valle d'Aosta 1. Questa è in originale nella Costituzione. Il cambiamento è così: nessuna regione può avere un numero di senatori inferiori a 2, ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha 2. Trento e Bolzano. Poi, sempre a sinistra, tanto per capire che a sinistra ci sono gli articoli non modificati e a destra del foglio ci sono quelli modificati. Andiamo avanti ancora. La ripartizione dei seggi fra le regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti originali. Cambiata la ripartizione dei... No, mi pare sia... Ah no, aspetta, c'è qualcosa di cambiato. La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, loro è la parola che cambia, quale risulta dall'ultimo censimento generale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Poi, variato, aggiunto, dice:
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi membri pubbliche tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio. Punto. Poi inizia l'articolo 58, ma noi abbiamo letto il 55 e il 57, che sono quelli che ci interessavano. A questo punto prendiamo un attimo di respiro e ci ascoltiamo mentre voi elaborate quello che è appena stato detto, e anche i cittadini che ci stanno ascoltando, i nostri cari radioascoltatori, che sono lì con l'orecchio attaccato alla radiolina. Ci potete ascoltare anche in streaming, e se volete, cari radioascoltatori, potete già intervenire con dei vostri SMS al numero seguente, che è in regia, che io riesco a leggere, e se volete porre delle domande, naturalmente, sia al dottor Claudio Sinigallia, consigliere regionale del Veneto per il Partito Democratico, che è qui oggi, e all'avvocato Mori, che è per il no, che è qui presente oggi, al 334 7102 672. Ripeto, per chi non aveva la penna che scriveva, sono sempre io così, 334 7102 672. Ok, allora ascoltiamo un attimo cosa diceva un signore, mi pare che il discorso forse era nel 56 a Milano, sono passati parecchi anni, subito dopo i casini che c'erano stati con la guerra mondiale. Allora, la seconda guerra mondiale. Allora, partiamo col signor Calamandrei. Sentiamo cosa dice verso la fine del discorso, perché dura 17 minuti e io vi devo far sentire il succo. Quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti, combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta. Questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Ci sta, perché o sì o no, siamo nati da lì, veniamo tutti da lì. È sacro questo discorso. Ci possiamo dividere su tutto, ma il sangue dei nostri avi è lì dentro, e niente da fare. Siamo fuori onda comunque, che non si fa, perché è il popolo che vuole. Lì non è. Parte lo streaming? No, quasi in onda. È partito lo streaming? Sì. Ascolta, se vuoi girare ogni tanto la telecamera, Sì, faccio. Così. Bene, e dopo questa testimonianza di Calamandrei,
Vorrei farvi ascoltare anche qualcosa dei giorni nostri, se no uno dice, ma come? Discorsi del 56 ci fai ascoltare? Beh, c'era qualcuno che diceva che la Costituzione effettivamente è la nostra, la più bella del mondo. Ha fatto questa affermazione, ma non davanti a 4.000, 10.000, 100.000 ascoltatori di una radio. L'ha fatta davanti a una televisione, davanti a milioni di telespettatori. Ed è questo signore qua che adesso sentiremo cosa disse della Costituzione. 1, 2, 3, sentiamo. Sentite ancora l'inno che va? Perché l'inno non molla. Di tutti gli schieramenti politici, democristiani, socialisti, comunisti, liberali, repubblicani, separatisti, uomini qualunque, azionisti, divisi in tutto escluso su una cosa: essere uniti, ma erano divisi in tutto. Questi uomini Si può essere divisi in tutto, ma qua non c'era. Vero Lorenzo, siamo fuori onda, possiamo parlare. Ci hanno fatto volare, hanno illuminato quelle macerie e hanno detto avanti, rialzatevi, c'hanno proprio una resurrezione, hanno scritto le regole tra le più grandi del mondo, un regalo per ognuno di noi che non potete sapere la grandezza, è la legge del desiderio, la Costituzione italiana. E chi erano questi uomini? Qualcuno ve lo devono rovinare, alcuni sono vivi ancora oggi, pensate un po'. Erano Calamandrei, che l'ho già nominato, Dossetti, Alcide De Gasperi, uno dei più grandi statisti del mondo di tutti i tempi, italiano sicuramente. C'era, ecco, che vi posso dire, Giorgio La Pira, un santo, lo stanno beatificando, pensate, della democrazia cristiana. Benedetto Croce, un filosofo italiano che ha influenzato tutto il pensiero europeo con l'estetica, quindi tanti navigatori, poi pensate che c'era dentro Pietro Nenni, Palmiro Togliatti, c'era Nitti, tutti i nomi che Giorgio Amalfi, grandissimi. C'erano delle persone, non potete sapere, Lussu, ma dei nomi la mia questi è un capolavoro, Ferruccio Parri, non potete, dovete andare le donne. Dite gli occhi, Angelina Berlin, la Mattei, erano lì che sedevano a scrivere queste cose, ci hanno messo 18 mesi, un anno e mezzo per scrivere questo, con una lingua meravigliosa. C'erano tanti presidenti della Repubblica che poi sono diventati, c'era Vittorio Falfani, è diventato un gigante quello lì, pensate un po', c'era Giulio Andreotti anche, piccolino, vabbè, lui sta dappertutto. Stava pure allo Stato d'Albertino, c'è una legge 881 del 77, articolo 10 della Costituzione, leggi sovranazionali. Mi avevano chiesto ancora. Articolo 10 della Costituzione. Sì, legge 881 anno 77, articolo 10 della Costituzione. Non so cosa volesse dire, ma non so. Chiederò un po' a voi cosa vuol dire sta roba qua. Questa è la cosa che la democrazia, e il fatto che sia pubblica è il primo comandamento, vuol dire che è di tutti, che nessuno si può appropriare di un bene pubblico e disobbedire al primo comandamento. Se uno prende, per esempio, neanche un politico, un partito che si fa una legge solo per sé, la usa solo per sé, o per un gruppo, o per una parte, è un peccato gravissimo. La sovranità appartiene a noi, ma la possiamo esercitare nei limiti. Cosa vuol dire? Loro hanno detto: noi non vogliamo che Hitler ha avuto il potere dal popolo, è stato eletto dal popolo. E loro hanno avuto un'idea, ma non potete sapere quanto è enorme questa idea, che ci salva le nostre vite, quelle dei nostri figli, per la pace e la libertà. Questa formuletta che non si può cambiare vuol dire che il popolo può impazzire. Può trovare qualcuno che lo fa bene e si ubriaca. Questo testo è scritto da persone sobrie da andare a rileggere quando si ubriacano. Questo è. Così dice questa frase. Allora cosa abbiamo fatto? Quante volte tante persone dicono il popolo sovrano me l'ha detto, no? Perché vengono e ci vogliono ubriacare. Ci dicono dammi a me questo che ti faccio trovare meglio. Allora noi abbiamo tutto il potere e tutti votiamo per quello. Allora loro, il popolo sovrano, che è intelligente, cosa ha fatto? Si è legato alla Costituzione, dove ci sono dei principi meravigliosi, e vi faccio l'esempio che capite tutti, anche i bambini. Ulisse, quando passa dalle sirene, l'avete visto? Il passaggio di Ulisse dalle sirene che non vogliono che rimine, no? Se lui acconsentisse sarebbe morto. Si fa legare, eppure lui il comandante supremo.
È come noi popolo, siamo noi che comandiamo e abbiamo detto alla Costituzione, lega e non mi sciogliere per nessun motivo al mondo, nemmeno se io scalpito. Allora, noi siamo legati alla Costituzione, arrivano le sere, questi che fanno la politica della paura, che vanno a toccare le nostre parti più rozze e ci vogliono far tornare nel buio della storia, indietro da questi principi leggerevi ci fanno, ma che libertà, vieni da me, te la do io, ma che democrazia, lo vedi, la libertà è tremenda, fanno una confusione, un casino, dammi il potere a me, che ci vuole un uomo forte, uno che mette a posto le cose, è bello, vengo subito, slegatemi, arrivo subito, sì, vieni, ma nessuno lo può slegare, perché lui ha ordinato di non essere slegato. La democrazia non è la sovranità del popolo che va in piazza e crea una violenza così e così, no. La vera democrazia sono questi principi che il popolo si è dato quando era sobrio, sano, giusto, splendido e bello. Si è incoronato imperatore di se stesso e siccome anche noi siamo sovrani, questi principi sono il sovrano del sovrano, il re dei re. Bene, abbiamo ascoltato allora ciò che Benigni disse della famosa costruzione più bella del mondo, abbiamo ascoltato Calamandrei nel 1956 che enunciò quanti morti era costata questa Costituzione. Allora, siccome ho chiesto al consigliere regionale del PD che abbiamo qui oggi, dottor Claudio Sinigaglia, per il sì, qual è l'articolo che più gli è rimasto impresso, 55-57, poi ne parliamo. Adesso chiedo all'avvocato Mori, anche lui, su questa dispensa che io ho qui, che mi fa da Vangelo, quale articolo anche a lui è rimasto colpito, perché ha detto è sempre l'articolo 55. Ah, è sempre quello? Sì, che spazza via ogni residua sovranità nazionale per sottomettere l'intero diritto italiano e l'intero paese all'Unione Europea. Questo è l'unico scopo della riforma, lo scopo che viene taciuto purtroppo anche dai comitati del no, che evidentemente non hanno neppure letto la relazione preparatoria dello stesso governo, che invece ci ha detto chiaro e tondo che la riforma costituzionale, leggo dalla relazione del governo, serve ovviamente ad adeguare l'ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica, attenzione alle parole, europea e alle relative stringenti regole di bilancio. Questo è il senso della riforma ed è l'unico scopo, tant'è vero che questa riforma nasce dai grandi poteri finanziari internazionali, è l'ultimo passo di un percorso iniziato nel 2001, proseguito nel 2012, tra l'altro con l'inserimento di quella follia economica che è il pareggio in bilancio in Costituzione, e ora, a seguito delle pressioni di JP Morgan e di altre banche d'affari, si cerca di completare il disegno. Teniamo presente che questo aspetto è stato evidenziato addirittura da un ministro dell'attuale Repubblica, Orlando, che ha rilasciato qualche mese fa alla Versiliano una dichiarazione surreale che avrebbe dovuto dare lavoro alle procure della Repubblica Italiana subito. Orlando ha detto che oggi stiamo vivendo un enorme conflitto tra democrazia ed economia. Poteri sovranazionali sono in grado di bypassare completamente le democrazie nazionali. I fatti che si sono determinati a livello sovranazionale, i soggetti che si sono costituiti a livello sovranazionale, spesso non legittimati democraticamente, sono in grado di mettere le democrazie di fronte al fatto compiuto. E il ministro fa un esempio. La modifica, devo dire, passata abbastanza sotto silenzio, della Costituzione per quanto riguarda il tema dell'obbligo del pareggio in bilancio non fu il frutto della discussione nel Paese. Fu il frutto del fatto che a un certo punto la Banca Centrale Europea disse: o mettete questa clausola nella vostra Costituzione o altrimenti chiudiamo i rubinetti e non ci sono gli stipendi alla fine del mese. Io devo dire che è una delle scelte di cui mi vergogno di più. Una democrazia, questa come la Grecia, come le altre, sono state messe di fronte a dei fatti compiuti che si erano determinati in ambito di carattere finanziario. In sostanza cosa è successo? È successo che a un certo punto, mentre eravamo tutti inebriati dal sogno europeo, non ci siamo resi conto che le norme giuridiche che hanno composto poi questo ordinamento sono norme concepite esclusivamente per gli interessi e per la permanenza del potere dei grandi gruppi economici internazionali. L'Unione Europea viene anche definita spesso come ordoliberismo, cioè liberismo ordinamentale. Si è tradito completamente la parte prima, il modello economico costituzionale, e si è creato quello che i padri costituenti già temevano, ovvero dei grandi accentramenti di capitale che per definizione diventano potere politico e a quel punto impongono le scelte alla politica. Questa è la chiave della riforma, questo è ciò che il Partito Democratico sta eseguendo, in gran parte senza nessun tipo di consapevolezza, perché purtroppo leggendo soltanto la riforma costituzionale
e rimanendo fuori dal tema Unione Europea è difficilmente comprensibile. I più i trattati europei non li hanno mai nemmeno letti e quindi sono semplicemente innamorati di un'idea che invece non esiste più. Ricordiamo soprattutto dei costituenti la munizione anche di Gustavo Ghidini, 1947, che ci ricordava laddove scrivevano la parte economica, che la seconda guerra mondiale, quindi la tragedia che costò milioni di morti, fu causata dalle politiche neoliberiste, cioè da un mercato senza nessun tipo di controllo democratico, che creò una reazione negli stati, una reazione sbagliata che fu il fascismo e il nazismo. Da lì la guerra. Tra loro sapevano che il problema principale era questo. Oggi tutto questo entra in Costituzione in questo modo. Cosa comporterà il passaggio alla vittoria del sì? Comporterà che per uscire dall'Unione Europea, uscire dall'UE, non potrà più essere fatto con un atto rapido, veloce, con un decreto legge. Dovremo necessariamente riformare nuovamente la Costituzione. A quel punto, nel tempo necessario a riformare nuovamente la Costituzione, chiaramente i mercati ci schiaccerebbero perché l'Italia non è più uno Stato avendo ceduto le sue prerogative fondanti, tra cui la sovranità monetaria. Per cui a questo punto i mercati sono in grado di sottometterci. Questo è il quadro. Non a caso, ancora a maggio 2013, JP Morgan ci ha regalato le istruzioni di modificare la Costituzione perché è troppo socialista, difende troppo i lavoratori, garantisce il diritto di sciopero, eccetera, eccetera. Per il 55 e il 57? 55, 70, 117. Le pillole avvelenate sono lì. Tenete presente che la tecnica legislativa della riforma è quella tipica anche vista nei trattati europei, cioè norme molto lunghe, caotiche, mal scritte, perché devono nascondere delle piccolissime pillole avvelenate. L'esempio del 55 è straordinario. Tu parti con la parità di genere, che erroneamente viene intesa dalle persone non molto informate come una uguaglianza. In realtà ovviamente c'è il diritto per tutti i cittadini di unirsi in partito a prescindere dal sesso, quindi dovrebbe essere lecito un partito di sole donne come un partito di soli uomini. L'uguaglianza si combatte sulle opportunità, cioè se una donna è sfavorita per avere accesso in politica io devo fare in modo che non sia più sfavorita, ed è soprattutto una diseguaglianza di natura economica e sociale. Ovviamente non posso imporre delle liste fisse uomo-donna perché violo palesemente l'articolo 49, quindi ho creato un'incompatibilità tra parte seconda e parte prima. Distraggo con questo discorso e poi verso la fine dell'articolo ti dico quello che sarà il Senato, cioè che parteciperà all'attuazione della norma dell'Unione Europea. Questo che significa che tutto l'iter legislativo nazionale a questo punto si deve uniformare sempre e comunque alle norme dell'Unione Europea. Questo senso è anche la modifica del 117, laddove la clausola di supremazia, che toglie ogni tipo di autonomia alle regioni, laddove c'è in gioco l'interesse pubblico, sia in realtà una clausola che maschera la cessione di sovranità all'UE, cioè lo Stato interviene, avoca a sé le competenze regionali, ma per rispettare i diktat economici europei. E ripetiamo che è il governo che lo dice, quindi la pagina 1 della relazione. Ed è incredibile che questo non sia nel titolo del quesito, perché ovviamente è stata una scelta di marketing. Perché se nel quesito ci fosse scritto volete asservirvi all'ordinamento europeo e applicare gli stringenti vincoli di bilancio, avrebbero tutti votato no. Se invece scriviamo volete risparmiare, qualcuno ingenuamente vota sì, benché il risparmio sia in sé per sé recessivo, perché la spesa pubblica è una componente positiva del PIL. Bene, allora questi sono i commenti sugli articoli che se volete io li leggo anche, non è un problema, e comunque lasciamo anche la replica al dottor Senigallia su quanto ha detto l'avvocato Mori e come la vede il sì, praticamente. Ma è straordinaria questa lettura complottistica e di adeguamento ai grandi poteri finanziari da una parte, e dall'altra parte invece c'è chi critica la riforma perché dà troppo potere al governo, perché appunto dà una maggiore solidità al governo. Delle due l'una, mettetevi d'accordo nelle critiche. Sì. Dunque, la necessità è quella di avere governi più stabili e di avere la giusta rappresentatività, l'equilibrio tra governabilità e instabilità. Non a caso noi abbiamo avuto anche nel nostro paese passaggi alla dittatura proprio nel momento in cui l'instabilità dei governi ha dato queste possibilità. Noi abbiamo avuto quanti governi negli ultimi decenni? Un numero spropositato, ed è chiaro che quando la politica non è forte, la politica con la P maiuscola, vincono gli altri poteri. Allora qui si cerca, appunto, eliminando il bicameralismo perfetto,
di attivare questo percorso è la Camera che dà la fiducia al governo e quindi c'è una maggioranza stabile che consente al Paese di essere governato nel miglior modo possibile in base al programma di chi ha vinto. Questo è il succo. Si determina la maggioranza che avrà il governo del Paese e quindi potrà portare avanti i programmi. Abbiamo avuto finora governi di coalizione, governi incerte, maggioranze da una parte alla Camera, ma le stesse maggioranze non sono state espresse al Senato. Il Porcellum, perché è stato attivato il Porcellum di Calderoli? Per non consentire al centro-sinistra di vincere. Questo è espressamente detto da Calderoli, da chi l'ha fatto, una Porcellum per questo, no? È stata attivata una modifica della legge elettorale prima delle elezioni e proprio per impedire al centro-sinistra di avere una maggioranza sia alla Camera che al Senato. In questo caso tu hai un governo stabile perché hai un'unica Camera che dà la fiducia e c'è una legge elettorale, in questo momento l'Italicum, ma ci sono anche proposte per modificarla, che consente di avere un premio di maggioranza, questa è la legge maggioritaria, no? In modo tale che ci sia la governabilità. Tutti i percorsi che hanno a che fare con l'Europa sono percorsi necessari, sono già inseriti nella Costituzione. Il 117 non modifica assolutamente quello che c'è già nel 117 perché recepisce i trattati europei, i vincoli della comunità europea, così come è già scritto nel 117 attuale, quindi non c'è nessuna modifica. E il fatto di applicare e attuare alcune normative a livello europeo, lo sappiamo benissimo, alcune direttive siamo sottoposti continuamente alla denuncia di non aver applicato determinate direttive, eccetera. Anche questo è uno dei compiti, per esempio, che spetterà anche al Senato. Fra le altre cose, le competenze a livello europeo, guardate che per le regioni i fondi strutturali europei sono fondamentali. In Regione Veneto, se non ci fossero i fondi strutturali per l'agricoltura, noi non avremmo le imprese agricole che aumentano il numero degli assunti e il numero delle imprese stesse. Tutto questo è legato a finanziamenti strutturali europei. Il Fondo Sociale Europeo, noi avremmo una crisi permanente dal punto di vista sociale anche nel Veneto se non avessimo il Fondo Sociale Europeo. Tutta la formazione, tutta la parte anche legata alla cassa integrazione straordinaria è risolta dai fondi strutturali europei, il Fondo Sociale Europeo. E poi c'è il FESR, che è quello che consente alcuni investimenti. Secondo me nel Veneto sono stati utilizzati male questi investimenti del Fondo Strutturale Europeo. E questa è la grande portata della capacità a questo punto del Senato e delle Regioni di incidere nel momento in cui si definiscono anche i fondi strutturali europei, che non sono solo applicati dalla Regione, ma anche a livello normativo vengono decisi nel momento in cui l'Europa passa la partita a Roma e ogni 7 anni si decidono su quali filoni di investimento andiamo a collocare poi i fondi strutturali a livello regionale. Quindi, a mio giudizio, c'è un'importante decisione che compete al popolo italiano, perché in questo caso noi facciamo il referendum e quindi diamo la parola al popolo italiano per dire: volete governi stabili? Continuiamo in questo modo. Volete attivare nel momento delle elezioni o con il ballottaggio o senza ballottaggio, adesso vedremo le modifiche eventualmente dell'Italicum, volete attivare invece la conoscenza di chi ti governa per 5 anni, un programma stabile, un governo stabile, che dia sicurezza e che dia la possibilità a questo Paese di crescere in maniera moderna, superando anche tutti i contenziosi, Stato, Regione, 1500 contenziosi dal 2001 a oggi. Guardate che la maggior parte di queste modifiche non sono modifiche alla sacralità della Costituzione, così come ha detto Calamandrei, a cui mi inchino, chiaro? E neppure al valore della democrazia a cui mi inchino, detta da Benigni. La maggior parte delle modifiche è alla Costituzione modificata del 2001, per cui tutte le materie 116, 117, 118, così come sono state modificate nel 2001, vengono rimesse in carreggiata perché si è visto che non funzionava, tanto che tutte le sentenze della Corte Costituzionale praticamente dicono: guardate che questo non può essere materia della Regione, è materia dello Stato, e quindi le 4 materie che passano dalle Regioni allo Stato è proprio frutto a queste sentenze della Corte Costituzionale, e quindi non fa altro che dire: questa è la giurisdizione, queste sono le decisioni, e quindi riportiamo chiaramente, e dà delle chiare competenze alle regioni proprio per eliminare questi contenziosi, in modo tale che ci siano
decisioni che vengono fatte in maniera insomma comprensibile e chiara. Poi eventualmente farò qualche esempio su cosa vuol dire sia sull'ambito della sanità che nell'ambito del sociale, in modo tale che si capisca che le materie concorrenti hanno portato un blocco anche di finanziamenti per la popolazione, per i cittadini, perché quando si parla di regioni o comuni poi si parla di finanziamenti, di sostegni alle famiglie, ai cittadini e a chi è in situazioni di fragilità e di difficoltà. Bene, allora un attimo solo, caro avvocato, poi la lascio replicare. Intanto, siccome facciamo partecipare i cittadini attraverso il numero di SMS che continuo a ripetere 334 7102 672, attendiamo che la signora Maria vada a prendere la penna che scrive, perché so che non gli ha mai portato alle mani. 334 7102 672, potete interagire. Allora, leggo alcuni messaggi che sono arrivati. E cari graditi ospiti, voi dovete solo con la penna scrivervi quelli che vi coinvolgono di più e poi rispondere. Allora, primo SMS 586 finale e mi dice: ciao Gino, per ricordate di chiedere spiegazioni della legge 881 anno 1977, articolo 10 della Costituzione e delle leggi sovranazionali di cui possiamo avvalerci anche noi. Grazie, Marina 2. Bene, questo referendum centralizzando svende del tutto le sovranità dei popoli. Poi, per quanto riguarda il numero strano, sono arrivati tutti i geroglifici 40099, non so, quindi lo devi rifare e lo eliminiamo perché non si capisce niente. Poi ce n'è uno che mi dice: ciao, puoi mettermi su la canzone avanti, perché sai, abbiamo anche degli ascoltatori molto interessati a questa cosa che stiamo dibattendo di sabato mattina, no? Si aspettavano un programma diverso. No, c'è quello sui vaccini di Ferdinando Donolato che sta facendo una battaglia contro i vaccini e l'autismo che ne consegue. Hanno detto, adesso siamo il 50% della popolazione, andando avanti nel 32 ho sentito saremo l'80% di autistici. Cioè vuol dire che saremo tutti zitti, non parla nessuno si muove perché si sta vaccinando tutti. Ma da là è un po' fantascienza, non so, forse è anche vero, ma non lo possiamo tanto dire. Allora, questo è riferito a lei, caro Sinigallia, ma questa è una radio libera, come sa non ci sono padrini padroni, quindi possiamo dire tutto quello che scrivono i cittadini, non è un'offesa, ma più o meno la mette giù così questo 848, che si firma Giuseppino. Allora, si sente lontano un miglio che l'onorevole Sinigallia è stato comandato dal partito a dire bugie che non stanno in piedi. Spero che si convinca di portare avanti visioni di cittadini e non le esigenze di potere del suo partito che è lontano dal popolo. Giuseppino, l'ho letto in fretta perché non volevo farne cazzate. È un Giuseppino oppure? No, è Giuseppino, qui si firma. È Giuseppino, non un Giuseppino. No, lei la prende così, caro. Cosa devo prendere? Il personale? No. È un'espressione. I fondi strutturali che ci regala l'Europa da dove arrivano? Ecco, allora diamo la parola. Mi sono insegnato le varie cose in replica, ovviamente poi il collega risponderà. Allora, per quanto riguarda i fondi europei, noi siamo contribuenti netti, che vuol dire che l'Italia dà all'Europa più soldi di quanti ne riceve. Per cui in sostanza senza l'Europa avremo più soldi, perché quello che ci dà è meno di quello che gli diamo. Questa è una. Un attimo perché mi pare strana questa cosa, chiedo conferma. Siamo contribuenti, dato è ovviamente sì, ma i fondi quando arrivano attivano altri fondi da parte dei privati, da parte delle imprese. Ma è vero che diamo di più di quello che ci danno? Certo, ed è uno dei punti perché siamo soci fondatori dell'Europa e quindi abbiamo questa e soprattutto con questi aiutiamo altri stati e altre nazioni a fare certe politiche. Perché Renzi dice a un certo momento non approvo più il bilancio se alzano i muri in Ungheria e altre parti? Perché sa perfettamente che noi siamo soci fondatori e diamo di più rispetto a quanto riceviamo ai conti netti, però quello che riceviamo attiva la compartecipazione per cui alla fine non solo ma anche a livello di regione le imprese, gli agricoltori, le università mettono il comune mettono una quota di compartecipazione per cui riceviamo, siccome i privati non creano moneta ovviamente i soldi sono solo quelli, però attivi politiche con i soldi che ricevi. Assolutamente no. Una politica intelligente, inclusiva. Non aumentiamo niente perché l'Europa ci impone avanzo primario, cioè ci impone di tassare più di quanto spendiamo, quindi ogni anno togliamo soldi dall'economia. Ma finisco la replica
Si è parlato di lettura complottista. Allora chiediamo se il ministro Orlando ha bevuto prima di fare quella dichiarazione alla Versiliana, che è una dichiarazione che denuncia l'esistenza di poteri sovranazionali di natura eversiva. L'ha denunciato, Poi per cui ti dice riconfermato. che ci vuole un governo più determinato e una maggioranza Io assoluta, non l'ha l'ho denunciato questo cominciamo a rischio. parlare addosso 50 volte, ora devo replicare su Perché questo. te dicevi che Governo, anche questo è interessante. Chi deve governare in una democrazia? Perché qui c'è tanta confusione. In una democrazia governa il popolo, è il Parlamento che governa. Il governo è solo l'esecutore degli ordini del Parlamento. Infatti il progetto costituzionale prevede che il governo sia semplicemente esecutore degli ordini di un Parlamento che dirige, coordina e controlla l'attività di governo. È il Parlamento che controlla tutto. Lelio Basso, infatti, su questo spiegava la natura delle leggi elettorali. Le leggi elettorali, che si discostano dal proporzionale, sono sempre il tentativo di una minoranza di preservare il potere che non ha più. Lelio Basso, infatti ci diceva: oggi non si discute più quale sia il sistema elettorale più adatto a far nascere un'assemblea, che rifletta come uno specchio la fisionomia politica del paese, perché il Parlamento deve rispettare la nostra società, ma al contrario quale sia il sistema elettorale che meglio consenta di deformare questa fisionomia nel paese. Allora Quindi beccati il le leggi elettorali 90% dei decreti ripeto, legge, ho parlato di Parto beccati il Ora, 90% dei decreti a questo legge. punto, infatti è un abuso, non dovevano essere fatti. Appunto, ma te lo becchi se resta tutto così. Assolutamente no, sì, assolutamente sì, no. il perché 90% dei decreti legge cosa fa? L'attività legislativa è un compromesso sociale, non c'è esigenza di legislare ogni 2x3. L'esigenza è dovuta soltanto al fatto che abbiamo ceduto sovranità e oggi i poteri economici Beccati ci il sovrastano. 90% dei decreti Torniamo al legge. discorso della visione Non complottista. cambiare, beccati il 90% dei decreti legge. Sono tutti incostituzionali. Sì, Sono vedo. tutti decreti che vengono In fatti su effetti, imposizione dell'Unione Europea. in effetti, Uno sì, che l'altro certo. per radere al suolo il Cosa- paese, decreto cosa decreto, c'entra per l'Unione causare Europea suicidio, sui decreti no? legge? Allora, Anche che sugli specchi. tesi complottista, no? Tesi complottista. Il governo dice: lo spostamento del baricentro decisionale è connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e in particolare l'esigenza di adeguare l'ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea. Lo dice il governo, quindi complottista un cavolo, non si sono nemmeno letti le loro relazioni. In più, Ma leggila correttamente quello che è scritto. perché contemporaneamente spostiamo il potere verso l'esecutivo e rafforziamo il governo? Perché dobbiamo arrivare ad avere il controllo della Corte Costituzionale, che è il motivo per cui si fa questa riforma. Con la sentenza 238 del 2014, Lorenzo, vai a vedere un attimo tu. La Corte Costituzionale ha reso nulle, ha messo in fumo completamente le riforme del 2001 e del 2012, perché ha ribadito che i principi fondamentali del nostro ordinamento, i diritti inalienabili dell'uomo, prevalgono sulle norme dell'Unione Europea. Questo è inaccettabile, al che c'è la necessità di modificare la giurisprudenza della Corte. E come fai a modificare? Devi fare in modo che la minoranza del Paese possa eleggere politici in Corte Costituzionale e in modo che i principi inseriti nella parte seconda possano cancellare la parte prima. Col pareggio in bilancio è avvenuto così. Il pareggio in bilancio, l'articolo 81, è nella parte seconda, ok? L'articolo 81 è in totale contrasto con l'articolo 47, perché impedisce politiche espansive. Ovviamente l'articolo 81 a questo punto disattiva i diritti sociali, arrivano in Corte Costituzionale eletti dal Partito Democratico, purtroppo con l'appoggio del 5 Stelle, Barberà e Prosperetti, che sono due giudici che infatti hanno criticato la sentenza sul mancato adeguamento delle pensioni, dicendo che l'articolo 38 doveva soccombere di fronte all'articolo 81, articolo 38 parte prima, articolo 81 parte seconda, e ci hanno detto le pensioni si pagano solo se ci sono i soldi, come se i soldi fossero limitati in natura e non si creassero dal nulla senza nessun tipo di problema, e come se i soldi in questo momento non mancassero nell'economia reale, come attesta il dato della deflazione. Quindi c'è proprio una totale assenza di comprensione macroeconomica dei principi fondamentali, delle leve democratiche, che sta portando avanti questo tipo di riforma. Ma le persone che difendono sì sono in buona fede in gran parte, chi tira le fila che è in grave malafede. Gli altri purtroppo vanno dietro a dei concetti che sono 30 anni che ce li raccontano. Sta balla della governabilità, che governabile è l'attitudine a essere governato. Voi vogliamo essere governati? No, è il popolo che decide. Attraverso un Parlamento dove se non ci sono maggioranze non si fanno leggi sgradite. E questo è il punto, anche perché se lo Stato non legiferasse più non ci sarebbe nessuna crisi. La crisi c'è per tutta la serie di provvedimenti di cessione di sovranità portati avanti dagli anni '80 ad oggi, e voluti ovviamente da questi poteri economici, che è tanto un complotto parlarne che tutti i verbali della Costituente nella parte economica sono indirizzati a preoccuparsi di come evitare che nuovamente in futuro i poteri economici possano di nuovo diventare loro a comandare sulle democrazie. Tutta la parte economica della Costituzione si gioca su questo, e per questo si è deciso di limitare il libero mercato quando va contro l'interesse pubblico.
Oggi non lo facciamo. E attenzione, non vuol dire limitare la mia attività professionale dello studio, l'attività di un'industria, di un commerciante. Vuol dire impedire i grandi accentramenti di capitale delle grosse multinazionali. Sono queste che stanno spazzando via la democrazia. E infine, quando sento il raffronto con le altre democrazie europee, mi scappa da ridere, perché il processo di distruzione democratica negli altri paesi europei era pure più avanzato che in Italia. L'Italia era ancora un pochino meglio, grazie al capolavoro fatto con la Costituzione del 48. Oggi tutto il mondo devia verso la dittatura, a partire dagli Stati Uniti, dove in effetti lo stesso sistema bipolare è l'emblema di un'oligarchia al posto di una democrazia, perché chiaramente alla fine ci sono soltanto due nuclei di pensiero, e la società non si può dividere soltanto in due nuclei, i quali entrambi vengono finanziati in maniera trasparente, ma comunque finanziati dai grandi poteri internazionali, e quindi quando sono ovviamente alla presidenza fanno gli interessi di chi li ha pagati. E la trasparenza lì non c'entra nulla, dovrebbe essere ovviamente vietato ogni forma di finanziamento privato alla politica. Bene, allora facciamo così. Però dopo sì. tutto questo fiume di parole, Sì, fiume di parole. cosa succede? Che il popolo potrebbe decidere chi ci governa per 5 anni. E invece no, voterà, ci sarà l'instabilità, una parte proporzionale, da una parte col premio maggioritario, ci saranno due soluzioni diverse, Senato e alla Camera. Senato, sì, nel 1980. Prima del divorzio e dello SME, guarda caso. Sì, allora, guarda sempre dietro, non guardare avanti, non adeguarti. Allora, nel momento in cui invece potremmo avere, perché questo è il risultato se vince il no, il popolo verrà gabbato, perché ancora una volta saranno le coalizioni, saranno i governi provvisori, le grandi coalizioni senza un programma certo, con spinte che creano solo confusione, che danno ragione ai poteri forti economici. Qui dobbiamo sconfiggere i poteri economici forti. Il progetto di eversione dell'ordinamento democratico. Esattamente il contrario, perché tu stai facendo il gioco dei poteri forti, perché se non c'è stabilità è un governo politico, tanto che si invoca il governo tecnico da qualche potere forte, avrai la possibilità da parte di questi poteri forti di fare quello che vogliono dell'Italia. Allora perché il tu dai la possibilità, perché Renzi, se voleva andare contro tu dai la possibilità al popolo di dire la propria voce e di dire questo è il governo che vogliamo per 5 anni. Invece tu, facendo rimanere così tutto quello che c'è, succede proprio quello che tu hai invocato, cioè che i poteri forti prevarranno in Italia. Ma chi è che nega che ci siano le multinazionali? Ma siamo bambini. Ma il problema è proprio questo, che non hai in Italia la possibilità di avere una riforma costituzionale. Non capiscono nulla a casa. Tu devi avere proprio questo. Perché Stanno l'unica scrivendo Camera? che se li sovrapponete non riescono a capire più un tubo e mi dicono: Gino, intervieni con una scimitarra. Siamo disciplinati. No, è perché poi io capisco, ognuno ha le sue ragioni. No, ma ripassando sopra, aspettate un attimo che uno finisca il concetto, poi mi fate un cenno che state finendo, allora io do la parola all'altro. Ma questo fa parte anche della passione civile. Certo, ma è perché a casa mi dicono, poi un attimo solo, ci sono, Madonna, Gino, devi fare il moderatore sano, non devono parlarsi addosso. Buon scambio a Ada Treviso. Grazie Ada che mi hai ricordato, io l'ho ricordato, ma io cerco di fare quello che mi dici, il popolo, io sono democratico, il popolo mi dice che mi devo tenere calmi. Allora, poi ci sono anche degli altri SMS, se volete ve li leggo, altrimenti sono tutti interessanti e non si tratta più della canzone Hey Hey Hey, ma è un'altra roba molto più pregnante. Se li volete o vuole terminare il suo pensiero, velocemente. Sì, e dopo leggiamo gli SMS. Il concetto è fondamentale, è questo: fiducia di una sola Camera, la possibilità appunto di avere un governo stabile che porta avanti il programma. Questo è rispettare la volontà del popolo e non tradire la volontà del popolo, come sta succedendo da anni, per cui poi si fanno governi di coalizione con programmi incerti, instabilità continua e una sassetta mista che non serve assolutamente per la ripresa del paese. Seconda cosa, ci tengo a sottolineare, io penso che aver inserito nei principi costituzionali la rappresentanza di genere è fondamentale. Ricordiamoci quanto ci sia bisogno di rappresentanza di genere nelle nostre istituzioni e guardate dove ci sono parità
uomini, donne, istituzioni, si fa sicuramente meglio, perché si copre l'ambito degli interessi di tutta la popolazione, anche con sensibilità diverse. Forse troppo al maschile è stato disegnato tutto il percorso negli ultimi 3 anni. Forse i maschietti hanno un po' immaginato le donne relegandole come angeli del focolare. Si fa il meglio se vanno i migliori, sia che siano uomini sia che siano donne. Non c'è un numero prestabilito. E così non fanno sempre i maschietti. Però no, ma i migliori sono anche quelli che poi hanno difficoltà a presentarsi. Certo. Perché, aspetta, abbiamo esperienza, io e Filippi, che i migliori delle volte vengono, e anche Marco Macis, vengono fatti fuori dalla classe mediocre. È quello il problema. Certo. È per quello che adesso è una classe politica mediocre, comprabile, vendibile, spendibile, come vuoi. No. Perché? Perché i migliori a un certo punto, quando vedono che c'è tutto sto caos, tutto sto mercificazione, vengono a perdere tempo con riunioni inutili per stare non vanno più, non si interessano più, dicono, ma io guardo la mia vita guarda la capa che fine ha fatto, no? Guarda la capa, no? Perché rimanere anni lì e perdere anche la professionalità per passare da una commissione all'altra, da un lavoro all'altro, ping pong, Senato, Camera, e non si arriva mai alla decisione, scusate, penso che però su questo devo fare un appunto. La legge Fornero è stata approvata in un lampo. Le leggi altre che hanno interessato ai mediocri, da che governo è stata approvata? Non lo so, io non governo guardo tecnico. Sì, ma non guardo più, è l'espressione della società nostra, anche i tecnici. Di fronte al baratro della... c'era un baratro, l'abbiamo visto, anche il presidente è dovuto essere eletto un'altra volta, che se non ci stava nessun altro presidente, 60 milioni di italiani, non c'era un presidente che poteva partire. Non c'era nessun baratro, ma un attacco speculativo vergognoso, manipolando i titoli di Stato, oggetto di processi, oltretutto a Trani. C'è una nuova... Ci stiamo tirando su a fatica. C'è una nuova cosa che è nata a Radio Gamma C, la pubblicità che parte da sola. Ma parte, una volta la lanciavamo noi, andavamo fuori orari, sforavamo. Adesso ti dice entro 60 secondi parte. Quindi noi abbiamo adesso meno 30 secondi di intrattenimento. Allora io cerco un attimo di prendere un po' di tempo, perché sentirete che partirà da sola. Ma ci sono degli SMS gustosi, ricchissimi, che vi darò, e vedrete che qui vi sbizzarrirete. Mamma mia, ma veramente abbiamo degli ascoltatori che sono una cosa incredibile oggi, con delle cose molto, molto, molto profonde. Non me lo sarei mai aspettato, tranne degli cose, sai, delle musica da mettere su. A parte pubblicità, a parte come una cimitara, un rasoio. Ti mando questa qua di Lelio Basso, Gino, che è bellissima. Ti mando questo passo di Basso, che è bellissimo. Di chi? Lelio Basso. Lelio Basso? Chi cazzo è? Padre costituente. Non conosco. Mentre i nuovi metodi di ricerca sono di gran lunga più esatti, sapete che negli Stati Uniti il Consiglio Nazionale delle Ricerche annuncia un cambiamento epocale per i test di tossicità, perché gli studi su animali cederanno il posto a quelli su cellule umane? Come ha detto Jeremy Espresso, il mondo scientifico è arrivato alle stesse conclusioni di esperimenti anni precedenti. Le prove di tossicità non si può proprio dire non hanno valore scientifico. Credo che siamo ancora in diretta, se non si può liberi tutti. Siete fuori onda, potete parlare, No, adesso abbiamo circa... in streaming ci siamo. Ah sì, mamma mia, siamo in streaming. Stavo ricordando. Non dite più niente. Di non emettere rumori molesti. Siamo meglio. Ma io non ho bisogno della merda. Non so. Questo è quello che ha scritto Basso? Poi vediamo che cos'è. Comunque, se anche Senigallia ha qualcosa da mandarmi, me lo mandi che lo leggo, non è che qualche cosa succosa che vi salta fuori, tipo che arriva in schede dell'alluvione. E fermo la cosa, come si chiama, la cosa, non si chiamare la SRD. È una roba interessante da capire come può funzionare. Arrivano 700 milioni se votate sì. Una cosa interessante sarebbe capire quella, come se può essere più utile finanziarsi appunto con i fondi europei oppure con moneta sovrana. Utile moneta sovrana, decisamente. Forse avere una moneta sovrana ci libererebbe da questo fardello di aver bisogno
sempre... Anche perché delle due l'una, o la sovranità monetaria ce l'hai in Europa o ce l'hai in Italia. Se non ce l'hai né in Italia né in Europa, i mercati li fanno. Senti qua, genovese, per dirlo. No, sarebbe un bel senti. No, io vi ho dato un'indicazione, ma sarebbe un bel tema da... Sì. Questo a far del sì e del no. Hai sentito l'ultima canzone di Mina e Celentano? Mina e Celentano non fanno più. Hanno fatto una canzone, Amami, Amami, sì. e prova a sentire il ritornello. Sì? E dice, indispensabilmente sì. L'ho messo in onda. Questo è arrivato al momento giusto. Sì, come le canzoni di Povia, che le canzoni e la musica arriva molto più velocemente. In onda da Radio Gamma 594 MHz, oggi sono le 11 e il 26 novembre 2016, caro Lorenzo Filippi. Trasmissione in edizione straordinaria grazie allo spazio concessoci da Ferdinando Dononato, che saluto. Saluto anche l'ex presidente Paolo Girotto, saranno all'ascolto, e tutti i radioascoltatori. Abbiamo qui che si stanno confrontando, civilmente devo dire, non sono ancora venuti alle mani. Per il momento. Abbiamo i cantoni da box già pronti, con i colori diversi, ognuno per la propria squadra, e per il sì il consigliere regionale del Veneto per il Partito Democratico Claudio Sinigaglia, e per il no l'avvocato Marco Mori. Allora, vi avevo promesso di leggervi qualche messaggio intelligente che era arrivato. Allora, come mai ce l'hanno tanto con la Costituzione nostra, portoghese, greca e spagnola? Forse perché antifasciste e con troppi poteri in mano a pochi? Forse perché antifasciste e contro i troppi poteri in mano a pochi? Ecco, adesso è più chiaro, scusatemi. Allora, poi un altro dice, buongiorno, mi piacerebbe che i singoli punti venissero trattati senza sommontarsi. Grazie Roberto, abbiamo degli ascoltatori qua che sono tremendi. Con il massacro che sta facendo tutta l'informazione falsa e deviata, il popolo farà il gregge da pecora. Caro politico, Ada Treviso. Viva il Carnico, abbasso i prostituti dei scheghi, questo sarebbe il Carnico, perché non so veneto, ma parlo ben veneto, ma vengo da forme di sopra, che è un paese in provincia del Friuli dell'Udine, pensa, sulle montagne 1000 metri, bellissimo, andateci con ore che buongiorno, mi sembra che il signor del PD voglia sempre parlare lui e ripeta la poesia imparata a memoria. Maurizio, adesso calma, calma. Ma questo governo Renzi non lo ha votato il popolo, quindi è naturalmente tecnico come all'epoca Fornero. Voto, no, vabbè, questo è stesso. Bisognerebbe ricordare al signor Sinigaglia le parole di Monti e le dichiarazioni recenti del presidente Mattarella Alessandro. Sì, prenda nota, che poi deve rispondere a questi qua, che sono attacchi protervi di una cattiveria spaventosa. Buongiorno, sono Elena, di quell'isola no. Volevo chiedere se serve una sola Camera, come mai il pastrocchio che vogliono fare con il Senato, e votandosi tutti quei personaggi che Report mette in luce, messi in posti importanti, non ci saranno più, verranno dismessi. A questo punto io faccio una piccola chiosa, poi vi lascio la risposta a voi. Ho pensato dentro di me, io vengo da Montegrotto Terra, abbiamo avuto per 10 anni un signore che si chiamava Luca Claudio che governava, ma un governo non c'era mica tanto da discutere, le strade funzionavano, erano pulite, funzionava tutto perfettamente. Finito il Montegrotto è andato ad Avano per 5 anni, ha fatto un mandato, poi si è ripreso. L'anno 24 giugno mi pare che sono arrivati con i lampeggianti e l'hanno portato via. Se sbagliando i tempi questa riforma fosse già stata posta in essere, poteva questo qui entrare al Senato e avere l'immunità e non finire dove è finito? Cioè, mi sono spiegato? Cioè, è rilevante. Cioè, ma non sono i sindaci nominati dai consiglieri regionali che vanno dentro? Vediamo una cosa, l'immunità è un compromesso per garantire la parità dei tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, quindi l'immunità è giusta, basta con queste sciocchezze sulla corruzione, eccetera, l'immunità ci vuole. È soltanto tanto un'immunità temporanea relativa al periodo della funzione. Ma lì fanno di tutto dopo questa immunità. Quando chiedono l'intercettazione non si può cassare una classe politica per azione della magistratura. No. Se tu, ci sono dei compromessi che non sono giusti, non è giustizia. Magari sul ladrocinio e siamo d'accordo che non sia giustizia, però ci sono dei compromessi che bisogna fare
perché un sistema comunque democratico è imperfetto perché noi siamo imperfetti. Sì, ma se io mi esprimo, scusami Marco, se io mi esprimo in maniera contraria all'altra forza politica, al Parlamento e al Senato, ovunque, non posso essere inquisito, no? Perché ho l'immunità. Certo. Posso dire quello che penso, se no cosa parlo a fare? Abbiamo l'immunità assoluta, se un parlamentare va a fare una rapina in banca non è che ne esce illeso, voglio dire, no. Ma si rischia che questi che però si appropriano dei soldi pubblici che tanto dà fastidio alla l'autorizzazione a gente. procedere, ad esempio, è una garanzia perché c'è un controllo comunque democratico e politico di un provvedimento della magistratura per verificare che sia un provvedimento corretto e mai strumentale. Non andiamo perché c'è stato qualcuno che ha sbagliato, ci sono stati, ci mancherebbe, non facciamo degli errori di modificare, perché un altro concetto simile che viene spesso portato avanti è anche il discorso ad esempio del vincolo di mandato. Anche lì è una follia, perché il vincolo di mandato equivale all'abolizione del Parlamento. Se io sono un parlamentare eletto con un partito, ma il mio partito magari è lo stesso partito addirittura che cambia linea, o comunque non mi trovo più d'accordo, devo essere libero di valutare diversamente. Poi saranno i miei elettori, attraverso il voto di preferenza, ex post a mandarmi a casa. Ma tu la vedresti così se ci fosse un obbligo di dimettersi perché hai chiesto il consenso a dei cittadini su un programma. No. Quando sei lì, purtroppo succede il 48, devi uscire e farti rieleggere con un nuovo programma. No, perché ad esempio, se no sei lì che ti sposti da una sede all'altra. Ti faccio un esempio dei casi. Se Sirisi a Grecia va al governo dicendo che fermerà l'austerità, a un certo punto, nonostante il referendum tradisce, decidono di andare avanti con l'austerità. Se io sono un parlamentare eletto in quella coalizione, sarò libero di votare contro, uscire senza andarmene a casa. Io sono stato eletto con il voto di preferenza. La democrazia è nel voto di preferenza, è quello il controllo democratico, il vincolo che viene dato a un parlamentare. Una volta, infatti, ricambiava schieramento. Regolarmente, alle elezioni successive, veniva trovato. Non veniva oggi si è verificato questo, perché il discorso dei nominati dava la possibilità anche di cambiare casacca, oltretutto, essere asservito al partito, oppure poi passare da una all'altra perché ti metto capolista, cioè ora vuoi entrare in Parlamento. Di più, dopo alla fine sono questi che contano. Ma c'è l'assicurazione che se passavi dall'altra parte ti metteva ai primi posti della lista e quindi passavi. Vedi, è una compravendita. Infatti il livello in Italia è drammaticamente crollato con il Porcellum, che era ovviamente una porcata in tutti i sensi, perché un Parlamento di nominati con un premio maggioritario ha distrutto la democrazia di questo paese e ha aperto la strada a questo tipo di deriva anche dei poteri forti. Infatti su questo volevo dire che è vero quello che dice il collega sul discorso che un governo forte di per sé sarebbe in grado con più facilità di combattere i poteri forti. Il problema però qual è? Che un governo forte è sempre poi in prospettiva un pericolo perché non si sa mai a cosa porta. Ma soprattutto oggi, se si voleva fare questo, io avrei modificato la parte seconda della Costituzione, togliendo ogni riferimento all'Unione Europea e casomai costituzionalizzando il concetto dei controlimiti, cioè ribadendo in Costituzione che quando si viola la parte prima, i principi fondamentali, le norme dell'Unione non entrano minimamente nel nostro ordinamento e noi non le ratifichiamo, e togliendo il pareggio in bilancio. Questa poteva essere una riforma più favorevole. Infatti in un confronto recente con un sostenitore del sì eravamo d'accordo su questo tipo di discorso. Fermo restando che io resto per il proporzionale perché ogni deriva autoritaria o comunque ogni minoranza che diventa maggioranza, anche se attraverso un voto, poi è pericolosa. Non dimentichiamoci che sia Mussolini che Hitler sono stati votati. E non è che sto parlando di Renzi, non è Renzi che mi preoccupa, non sarà lui il dittatore. Mi preoccupa di chi può venire poi dopo. Questo è il problema. E l'articolo 81, quello del famoso pareggio in bilancio, se Renzi voleva fare una cosa anche un po' più, come si dice, adesso risolvo perché non può venire l'Europa a dire che non posso ricostruire a matrici i paesi perché non ho più soldi. Io i soldi me li stampo la notte in una stamperia clandestina per dire oppure ripristino la zecca di Stato. Per cui io ho i miei soldi per ricostruirmi il paese, se no devo chiedere l'elemosina lì all'Europa che, tra l'altro, gli diamo più soldi, me ne danno meno e anche mi dice col pareggio in bilancio tu stai facendo non lo devi più sforare. È un percorso complessivo, però è chiaro che se ci fosse stato una maggioranza solida nelle riforme costituzionali che avesse avuto insomma delle idee chiare su tutto, probabilmente si poteva fare anche questo passaggio, cosa che io auspico perché anch'io non sono assolutamente favorevole all'applicazione di quell'articolo, l'articolo 81, che è stato approvato in un periodo dove insomma c'era una crisi enorme, lo spread era 590, insomma sapevamo cosa stava succedendo in quei giorni, quindi abbiamo a un certo momento anche hanno approvato la legge Fornero in quel momento là, e quindi con tutte le conseguenze nefaste di questa legge Fornero, e quindi abbiamo pagato un prezzo altissimo per cercare di uscire
è da quel baratro, però anche qui qual è la maggioranza che ha approvato in 3 letture alla Camera, 3 letture al Senato questa riforma costituzionale? È chiaro che si cerca di estendere i confini in modo tale che sia una riforma costituzionale il più possibile condivisa. Lo era per esempio nella prima lettura, perché la prima lettura, la Camera e il Senato, aveva una maggioranza più ampia rispetto a quella che l'ha approvata nel secondo e terzo passaggio Camera e Senato. Però ricordiamoci che a un certo momento il patto cosiddetto del Nazareno viene infranto perché viene eletto Mattarella Presidente della Repubblica. Non ha nulla a che vedere con i contenuti della riforma, non è che Berlusconi ha eletto i contenuti della riforma non gli piacevano più, è solamente per un'altra questione, l'elezione del Presidente della Repubblica. Allora, se ci fosse stata una coesione più ampia, magari anche con la partecipazione dei grillini, probabilmente si poteva anche rivedere l'articolo 81, perché è un'imposizione che sacrifica molto delle nostre prospettive e sociali ed economiche, anche lo stesso nostro sviluppo. Però o c'è una condivisione, non dico a 360 gradi, ma almeno a 300 gradi, per cui hai una determinata maggioranza che ti consente di fare questo, ma se non ce l'hai la maggioranza che ti consente di fare questo, cerchi di attivare quei miglioramenti che ti consentiranno un domani di dare una risposta alla gente, soprattutto alle situazioni di fragilità. Guardate che un governo che non decide, vi dicevo prima, adesso abbiamo approvato giovedì il riparto del fondo sanitario regionale, sono 9 miliardi. Uno dice, bene, avete approvato il riparto del 2017? No ragazzi, siamo a dicembre e abbiamo approvato il riparto del 2016. I 111 miliardi che il governo ha stanziato nel febbraio del 2016 sono rimasti nella conferenza Stato-Regioni per trovare l'intesa, perché era materia concorrente. Sono passati 7 mesi, arriviamo a fine anno praticamente a decidere dove i soldi sono stati spesi, quindi non incidiamo assolutamente per nulla. Allora questo è il passaggio fondamentale. Nella intesa, conferenza Stato-Regioni, il patto per la salute, eccetera, anche adesso la sentenza, la sentenza sul decreto Madia, no, non è che ci sia la non accettazione della legge, di quello che ha scritto la Madia, nel senso contenutistico, ma dicono che bisogna passare attraverso l'intesa conferenza Stato-Regioni per applicarla, e quindi passerà quanto? Un anno e mezzo prima di trovare l'intesa, perché poi l'intesa si trova con le regioni che si esprimono all'unanimità. Quindi tu hai un bel dire che nella sanità devono prevalere i finanziamenti con i costi standard, perché alla fine è sempre il percorso storico, perché basta che una regione si metta per traverso e non fai più il passaggio ai costi standard. E quindi anche questo, l'eliminazione delle materie concorrenti ti consente di dire con chiarezza quello che è dello Stato, quello che è delle regioni, e il Senato delle regioni diventerà in un processo non immediato l'equivalente della conferenza Stato-Regioni, che però interviene nella formazione delle leggi, non nell'attuazione. È chiaro questo? Bene. È un ragionamento che ha una logica. Il problema è che secondo me confonde le cause con gli effetti. Cioè il problema non è che ci mettono tanto a decidere, il problema è che siamo in condizioni di emergenza economica, altrimenti non ci metterebbero tanto a decidere perché i soldi ci sarebbero. Cioè tutto questo blocco di queste attività amministrative, dell'attività concorrente, è legato semplicemente al fatto che c'è questa crisi in atto visibile e conclamata. Quella crisi, visto che il messaggio mi ricordava le dichiarazioni di Monti, che appunto Monti stesso diceva che le gravi crisi sono lo strumento per obbligarci a cedere sovranità. Cioè, è questa la deriva, no? Questi poteri sovranazionali ci creano un'emergenza e noi diamo delle risposte politiche che sono esattamente quelle che loro vogliono ottenere, perché loro vogliono un governo autoritario sottomesso all'Unione Europea e noi cadiamo nella trappola e ci facciamo fregare. Purtroppo oggi il livello parlamentare, e non è certamente una colpa del suo PD, intendiamoci, il livello parlamentare è bassissimo e lì in mezzo non riescono a capire che dovrebbero essere più coesi e andare contro un certo tipo di direzione. Mettersi a tavolino e iniziare a dire ma come li fermiamo? Perché c'è un modo di fermarli. E oltretutto il modo di fermarli è scritto proprio nella parte economica della Costituzione, che se fosse applicata alla lettera ci consentirebbe di avere quella sovranità e quella indipendenza prevista dal progetto di Costituzione, dove a livello interno la nostra sovranità è incondizionata e incondizionabile. A livello esterno, cioè quando gli effetti della nostra sovranità colpiscono gli altri paesi, accettiamo delle limitazioni in condizioni di reciprocità per la pace e la giustizia. Questo modello è applicabile, però servono dei politici che abbiano la comprensione di quello che stanno facendo, se no continuiamo a farci fregare. Vediamo un'emergenza, diamo una risposta che di per sé è razionale,
però è falsata dal fatto che c'è il trappolone che ci stanno prendendo i mercati. Però non capisco la risposta alternativa, sinceramente, perché rimanendo con il no così vuol dire che peggiori la situazione e di crisi e di mancanza di risposta politica. Quindi avessimo uomini migliori, sì, che attuano la Costituzione. Ma scusa, non la peggiori perché entra se l'Unione tu Europea, rimani con il no, sì, se tu rimani con il no, rimani per i prossimi 10 anni con questa Costituzione, con questa instabilità, e il risultato qual è? Il meglio è il nemico del bene, come dico. Non è sicuramente la riforma corretta, esatta, giusta al 100%, però ti consente di uscire dalle secche di una situazione che è da anni del che diavolo, dell'avvocato del diavolo. Aspetta. Sono velocissimo, guarda. Bisogna andare avanti con il no, perché il no ci lascia una situazione di M, intendiamoci, non è che siamo fuori. Sì, ma tanta è, il problema è che nella riforma, tanta, il problema della riforma non è tanto nel discorso governo più forte, che ripeto potrebbe avere un filo logico se usato verso l'interesse nazionale. Il problema è l'Unione Europea che entra da tutte le parti, che ci obbliga poi per uscirne a una nuova riforma costituzionale, e questo è il passaggio che richiederebbe mesi e mesi. Se sbagliamo, questo è l'errore. Attenzione, se facciamo l'errore di fare no oppure sì, c'è la possibilità, se io dico sì e poi do il potere all'Unione Europea di togliermi, e poi ho detto ho fatto un errore, aspetta che ritorno a prendermi la sovranità. Non c'è nessun potere europeo in più che dai con la riforma che stiamo attivando, non c'è nessuno. Fra le altre cose abbiamo anche il referendum propositivo che ti consente anche di fare un ulteriore passo in avanti, se vuoi, da questo punto di vista. Però scusate, io non riesco a capire te lo spiego, perché approvando la riforma non possiamo più uscire dall'Europa. Guarda, il passaggio giuridico è molto semplice. Se io ho un Senato che deve attuare le norme dell'Unione Europea, il Senato non può dire vado contro l'Unione Europea, esco dall'Unione Europea. Per fare quello devo prima modificare questo articolo della Costituzione. Se io provassi a fare a quel punto una legge che li porta fuori, mi fermerebbe il Presidente della Repubblica. Già l'articolo 117, hai già l'articolo 117 che ti costringe a fare questo, ce l'hai già adesso? No, il 117 non dice nulla più di quello che dice l'articolo 10, pacta sunt servanda, i patti devono essere osservati, ma la giurisprudenza della Corte Costituzionale aveva ribadito che quando si violano i principi fondamentali il problema non si pone, ed era nata la giurisprudenza dei controlimiti. Sul 10 e l'11 nel mio libro Il tramonto della democrazia ci sono 10 pagine di spiegazione dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che non sto a spiegare adesso. Però al momento ma in cui ho un il Senato, comma 1 dell'articolo 117 non sono gli stessi vincoli che sì, ma il 55, il 117 è un rafforzamento per far cambiare l'orientamento alla Corte, ma il 55 è il problema, il 55 e il 70, dove tu imponi l'attuazione di determinate norme. Il Senato deve fare questo, a quel punto il Presidente della Repubblica, se è un Presidente della Repubblica europeista come chiamo adesso, non ce lo firma un eventuale provvedimento, ci obbliga a fare la riforma costituzionale. Fare la riforma costituzionale senza rilievo di sovranità, senza la moneta, non è il Brexit, ci fanno un mazzo tanto, perché i mercati imperano, lo spread va a 10.000, cioè ci radono al suolo, lo facciamo a banche chiuse. Quindi qui impongono un vincolo, che era quello che chiedeva JP Morgan, erroneamente, che non hanno inserito loro, perché qualcuno gliel'ha messo dentro. Loro hanno fatto una riforma di un certo tipo e sono convinti che hanno fatto una certa riforma. Qualcuno in alto mi ha inserito queste pillole avvelenate che ci fregano, perché il problema è tutto qui. Del resto della riforma si può discutere, ma non mi importa niente. Il problema è che non si poteva creare un Senato che deve attuare queste normative, perché a quel punto io devo riformare la Costituzione. Allora è un dramma questo è un grosso dramma. Ma non che poi sia colpa anche delle opposizioni che non sono intervenute. Sta lettura però non e non hanno esiste. ma è la lettura di Paola Maddalena, Zagrebelsky, del Consiglio di Stato, Baracaraccio, di quasi tutti i giuristi che ma decide quelle che sono le competenze del Senato, no, da scrivere l'articolo 70. Vi manca tutta la conoscenza della giustizia dei controlli. No, ce l'ho io perché è la mia materia, mica peraltro. Ci sono altri che dicono cose diverse. Però. No, ma gli altri poverini. Sì, poverini, gli altri sono poverini. Sì, perché se tutta la serie di giuristi per il sì, che poveretti non hanno mai preso in mano i trattati europei, quindi è ovvio che non hanno una comprensione. Guarda, non basta sapere i consiglieri regionali delle regioni a statuto speciale che non potevano. No, ma non basta sapere la Costituzione. Questa riforma si capisce se hai anche una lettura approfondita dei trattati europei, cosa che i giuristi normalmente non hanno, ma che non avevo neanche io fino al 2000. Poi mi sono messo a studiarli per curiosità, perché non ce lo insegnano. Un giurista, anche di Corte Costituzionale, che non ha la visione di insieme delle due cose, purtroppo non è assolutamente in grado di capire di questi concetti. Gli manca totalmente il lato economico e il lato distruttivo dal punto di vista dei diritti e dei trattati. D'altronde, ripeto, non è un caso che JP Morgan ci dice cambiate la Costituzione perché c'è la licenza a protestare e avete troppi diritti costituzionali ai lavoratori.
Come fai a toglierli se tocchi la parte Cosa? seconda? Non li togli, Tu dici- li togli toccando la parte seconda e inserendo il vincolo esterno. Tu dici europeo. cose dal tuo punto di vista No, non è un punto di vista. inverificabili, No, io e, dico- e stai purtroppo, guarda, sull'aspetto che vendi come conoscenza in questo- più rispetto agli altri, e in parte su di avere una questo- conoscenza in più rispetto agli altri, purtroppo non è un punto il di diritto vista- di dire tutte guarda, le verità che vuoi inverificabili. Allora, non è Perché un da punto quello di che vista. leggo e da quelle Aspettate un interpretazioni attimo che- dei No, nostri ma costituzionalisti è come non dire nasce che un questa punto di cosa. vista dire che la Terra è rotonda invece che piatta. Metto- Questo non è un punto di vista, Ah, che ma mi un rimetti- fatto, Sì. fatto giuridico. In effetti la tua Ma che- interpretazione no, non è una mi verità dispiace perché scientifica. poi vi accorgerete- Siccome non riesco più a Ve ne accorgerete negli anni tenermi, prossimi, non ragazzi. riesco più a tenermi, devo mettere su Marietta Mondo una volta. Vabbè, però siamo stati abbastanza bravi, solo adesso a lui. Allora, È aspettate un l'arroganza attimo. intellettuale. Allora, aspettate. Allora, vi leggo ancora un po' di SMS, così vi prendete nota degli spunti dei nostri radioascoltatori, li facciamo partecipare, se no questi dicono parlano solo loro, noi cosa facciamo? Le telefonate, cavoli, vediamo se riusciamo a beccarle. Apri le telefonate, ma fanno qualche Le domanda. telefonate poi perché non fanno una domanda, ma ti stanno lì invece qui sono domande stringate e considerazioni stringate. Dopo avervi letto gli ultimi SMS, vi do una botta di garavaglia della dichiarazione di Monti, di quella famosa lì, che ci fa capire perché quella volta è caduto tutto quanto il palco. Che cacchio è successo quella volta? La gente si chiede, ma come? Dice, ma cosa sta succedendo? Allora, questo SMS dice, è un 848 finale. Dalla voce Senigallia, si rivolge al consigliere regionale del Veneto del Partito Democratico per il sì, che qui con noi oggi, che fa il confronto con l'avvocato Mori, che è per il no, dice, dalla voce Senigallia deve essere una brava persona e onesta. È un peccato che sia del PD, che invece è il nostro nemico, il nemico del popolo, Giuseppino. Boh, È Giuseppino di prima. è Giuseppino famoso che si firma. Meglio cambiare. No, ma a favore, ha cominciato bene, onesta, però... Leggi il messaggio che mandano a fanculo. Al momento non ne vedo. La TV che impone il canone e riceve soldi dagli spot delle lobby, è logico che stia per il sì. ST sarà Stefano. Gino, vedi che avete ancora solo 40 minuti, lasciate stare Matrice e concentratevi sulla Costituzione. Sì o no? Ciao Ada. Grazie Ada da Treviso che mi dà anche i suggerimenti che democraticamente leggo perché io devo imparare, devo sempre imparare. Più ascolto più mi convinco che il controllo deve essere del popolo sovrano a livello locale, riducendo al massimo il centralismo di Stato ed Europa. Potere e territori e resti invariata la Costituzione. Questo è un 667 finale. Un 058 dice: buongiorno, ma la cosa è di una logica esponenziale. Ditemi come si fa a convivere con una moneta unica nell'Unione Europea quando ogni Stato ha il suo PIL diverso dall'altro? Poi se io ho una moneta sovrana, cosa mi interessa del debito interno? L'Europa deve tornare come prima, cioè ogni Stato emetta la propria moneta e il problema si risolverebbe all'istante. Questo si chiama Tony, che non è Tony. Allora sentiamo Garavaglia cosa dice, voi intanto registrate. Quindi ci siamo in commissione bilancio a chiudere la finanziaria in commissione e con lo stesso giorno vengono a interrogarci gli ispettori per la BCE e della Banca Centrale di Bruxelles, perché eravamo sotto inchiesta, no? E ci interrogano il Presidente Giorgio della Camera, Gazzolini, i Presidenti e i Vicepresidenti delle due commissioni. E ci fa tutto il voto per l'interrogatorio, alla fine l'ultima domanda è ma voi sostenete il governo Monti? E quindi c'è un governo in carica, se cade, vedremo chi verrà nominato e decidere. No. Per fatto il governo Monti, quello sostenete, anche ti tirano un po' i santissimi, dicono non funziona, siamo stati eletti con la maggioranza, se la maggioranza non sta in piedi si va, si vota e lo decide tutti, no, non ci siamo capiti. Se voi non sostenete il governo Monti, noi non compriamo i vostri titoli, per 2 mesi li andate fuori unito. Ok. Questo è giovedì 10 novembre. La minaccia. Venerdì noi chiudiamo la finanziaria alla Senato, poi va alla Camera e Stefano quella la vedono la domenica e lunedì viene caricato Monti, martedì è premier. Tutto quello semplice, quindi questo discorsetto che è stato fatto evidentemente è stato fatto anche da altri leader, ai leader politici. Noi eravamo solo
a vedere gli acquisti di titoli in quelle settimane, casualmente ci sono stati acquisti di titoli, lo spread è schizzato su, è andato giù, insomma, tutto ben orchestrato. Bene, è stato chiaro. Di Procura della Repubblica. Procura della Repubblica, qui dovrebbe intervenire veramente. Noi abbiamo fatto anche delle denunce per questi atti, chiamiamoli poco trasparenti, insomma sta succedendo qualcosa che non è normale, non è mai accaduto. Cosa sta succedendo in Italia? Siamo sotto attacco, c'è qualcosa, non si muove nessuno. E ho detto anche io, ci vorrebbe che intervenisse la magistratura, i carabinieri, la polizia di Stato, WWF, protezione animali. Non vorrei parlare della crisi delle banche perché quando pure mettere in galera della gente, ma hanno la villa in Brasile, questi qua. Ma è un disastro. Comunque l'ultimo SMS è arrivato, ve lo devo leggere perché allora, se il governo è centrodestra e alle amministrative c'è una grande vincita del centro-sinistra, i senatori potrebbero bloccare le leggi del governo? Questa è una domanda mi pare intelligente, e mette il dito sulla piazza. Cosa succede? Succede che se c'è il Senato che ha una maggioranza diversa rispetto alla Camera, è il cosiddetto fenomeno dell'anatra zoppa, per le materie che hanno la legislazione bicamerale, che sono descritte all'articolo 70, bisogna trovare un accordo politico tra i due, tra Senato e Camera. Non si mettono d'accordo. C'è la possibilità di conciliare. Come conciliano? Se voi due qui, aspetti che si migaglia, se voi due qua non vi mettete d'accordo e rimanete ognuno sulle vostre posizioni, c'è un blocco. E cosa succede adesso se il Senato e la Camera non si mettono d'accordo, ci sono due maggioranze diverse? Ma non hai neppure il governo che non valgono una mazza, voi volete di più. Sì, ma è il percorso adesso è amplificato all'ennesima potenza. E nel caso della riforma questo percorso varrebbe per le materie che sono la riforma costituzionale, i trattati europei, le leggi elettorali, le associazioni dei comuni, tutte materie che hanno la previsione di una lettura bicamerale, che sono descritte perfettamente, non c'è nessuna confusione nell'articolo 70. Io non capisco perché si continua a dire nell'articolo 70 c'è confusione, è scritto in maniera molto chiara proprio perché distingue quello che è del Senato e quello che è della Camera e quello che è comune, perché modalità di governo di legiferare sono due, o bicamerale o monocamerale, quindi il 95% è monocamerale della Camera. Sì, ho questo ultimo messaggio che è arrivato, lo devo leggere. Però è collegato, se no poi leggilo dopo il messaggio, se no cambiamo argomento. Vabbè, grazie. Allora, sì, è corretto, diciamo che i punti principali sono riforma costituzionale, dove interviene il Senato sicuramente, ma in particolare, al di là poi anche del caso dell'utilizzo della clausola di supremazia, dove decide il Senato e anzi la Camera si può discostare solo a maggioranza assoluta, c'è il problema dell'81, della legge di stabilità. La legge di stabilità, ti dice l'articolo 70, i disegni di legge di cui l'articolo 81 quarto comma, approvati dalla Camera dei Deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro 15 giorni dalla data di trasmissione. E poi però c'è il vuoto, non ti dice cosa succede una volta che sono deliberati, non ti dice chi ha l'ultima parola. Questo è importante perché la legge di stabilità è la Camera che il problema è che la legge di stabilità si potrebbe dare questa interpretazione, ma era meglio scriverlo. Sì, vabbè, ma perché sai perché era meglio scriverlo? Perché in caso di maggioranze diverse poi finiamo in corte. E il problema è che la legge di stabilità è la più importante che lo Stato ogni anno emette, è la legge principale, quindi un equivoco sulla legge di stabilità è grave in caso di la legge di stabilità va subito al Senato e viene appunto analizzata. Sì, però non è spiegato, quindi andiamo in conflitto. Se sono due maggioranze diverse non si mettono d'accordo di certo parlando, ne finiamo in Corte Costituzionale, un bel problema. Io penso che se voi due vi parlaste come state parlando adesso, anche oltre, riuscireste a trovare dei punti d'accordo. E la cosa si poteva fare meglio, con più calma, e anche se non c'è un nuovo mandato dalla provvidenza o Dio o chi non si sa, un elevato o qualsiasi personaggio, anche il popolo, perché qui ci sono delle domande pregnanti. Il popolo è deformato dalla propaganda mainstream, cioè i grandi media nazionali non parlano mai del problema del neoliberismo, del problema dei mercati, viene occultato. Quindi la gente non ha capito. I partiti che in Parlamento si è accorto del problema, chiaramente, vuoi per ragioni loro, vuoi per dissidi, vuoi perché molti sono anche interessati alla poltrona, non riescono a diamo più sovranità al popolo con questa riforma, che dà più sovranità al popolo? No, gliela togli proprio sempre e soprattutto perché c'è questo maledetto servimento all'Unione Europea. Tu stai criticando quello che è una modifica rispetto a una situazione attuale che è inguardabile e ingestibile. Cioè, ma la situazione attuale è ingestibile perché Renzi a un certo momento dice che c'è una cozzaglia dall'altra parte? Perché non c'è vicino un po' al microfono perché è un po' basso, se no non la sentono più.
No, perché mi sono rivolto verso l'interlocutore. No, perché, cosa stavo dicendo? Perché praticamente sì, perché Renzi dice che è una cozzaglia, scusatemi. Perché dall'altra parte non c'è una soluzione al problema condivisa. Ci sono tante posizioni che vanno sul no, sostanzialmente per mandare a casa il governo, ma non c'è nessuna soluzione che porterà ad una possibile riforma nel prossimo quinquennio, perché ci sarà il voto, immagino a fine 2017, al massimo il 2018, che riconsegnerà un Parlamento ingestibile, ingovernabile, e andremo avanti con tutta questa serie di discorsi mettendo il Paese in ginocchio. Questa è la possibilità che abbiamo per dare più sovranità al popolo, in modo tale che esce una Camera dove c'è una maggioranza sicura, lavora 5 anni e dopo 5 anni si deciderà se ha lavorato bene oppure no. In questo momento noi stiamo praticamente cercando di copiare la Spagna nel momento di instabilità. Questo è il risultato del no alla fine, perché questo ci porterà, tra altre cose, tutto il Parlamento è legittimato solo ed esclusivamente perché si è impegnato a fare le riforme. Napolitano accetta di essere eletto la seconda volta solo perché c'è stato l'impegno a fare le riforme. C'è la commissione dei 35 che si attiva, Quagliarello eccetera, la sostanza di quella commissione è contenuta nelle proposte di riforma, poi tutto salta con l'elezione di Mattarella perché Forza Italia si defila, ma sono questioni politiche che non c'entrano nulla con i contenuti della riforma. Quindi sostanzialmente questo Parlamento è legittimato dal fatto di fare le riforme e quindi è giusto che se non ottiene il risultato delle riforme ci sia la votazione subito. Ma questo ci riconsegnerà un paese in balia di se stesso e in balia dei poteri forti che tu vorresti combattere e invece in questo modo ti imbocca all'ennesima potenza, perché questo sarà il risultato, che saremo sempre più deboli, sempre più stabili, le banche non ne parliamo come sono in questo momento, ci sarà un crollo bancario enorme. Non è la paura che deve farsi decidere, ma la sostanza della riforma che va in una certa direzione, dare parola al popolo in modo tale che ci sia più giustizia sociale, perché la politica farà bene e deve far bene il proprio compito. Non è più sovranità al popolo, ma più sovranità alla minoranza che diventa maggioranza relativa. Questa è una gravissima alterazione dei principi della rappresentatività democratica. Riguardo al Parlamento, il Parlamento non doveva nemmeno sognarsi di toccare la Costituzione, visto e considerato che la Cassazione, con la sentenza 8878, ha accertato che negli ultimi 10 anni si è verificata la grave e oggettiva alterazione dei principi di rappresentatività democratica. Significa aver violato l'articolo 1 della sovranità popolare. Un Presidente della Repubblica che non voleva fare gli interessi dei poteri forti scioglieva le Camere e faceva votare con proporzionale. A quel punto, una volta che non c'erano più le maggioranze favorevoli all'Unione Europea, i poteri forti erano fregati. Senza nessun tipo di governo noi non avevamo... È fregato il paese, no? No, assolutamente. Noi non abbiamo emergenze di nessun genere, salvo quella di tornare al rispetto delle norme che già abbiamo. Dobbiamo soltanto rispettare la Costituzione del 48 che oggi è violata. Chiedi alle imprese quando vanno in banca sarebbe molto semplice. Le banche le nazionalizziamo, non c'è nessun tipo di problema. Torniamo alla nostra moneta. La moneta è creabile senza nessun tipo di limite, per cui ci mancherebbe sempre un problema alla moneta. Il problema è la capacità di lavoro. Keynes diceva di chi ipotizzava la società come la parodia del mito dell'incontabile nel 1933, autarchia economica, che erano imbecilli e tutti jubilati. Questo è il modello europeo che ha ipotizzato questa società, ma l'ha fatto mica perché hanno sbagliato, l'hanno fatto come scelta deliberata per imporre poi delle soluzioni politiche a cui purtroppo parte del Partito Democratico sta abboccando e stanno facendo esattamente quelle riforme che volevano i poteri forti. Anche in Grecia hanno tentato di fare la moneta unica, la moneta propria, eccetera, perché chissà perché. Tsipras, diciamo che devono essere molto convincenti i poteri internazionali. Tsipras si è fatto comprare. Allora, vi leggo ancora qualche spunto attraverso gli SMS che stanno arrivando. Ringrazio di cuore quello del PD, io correggo, quello del PD è il consigliere regionale del Veneto per il Partito Democratico, il dottor Claudio Sinigallia. Ora ho capito, dice questo messaggio, se prima avevo dubbi, ora voto no, grazie Marcos, è 892 finale. Poi dice, ciao a voi, vedo che l'ospite PD riconosce la conoscenza in più rispetto agli altri di Mori, quindi l'invito ad informarsi anch'esso, non semplicemente leggendo dichiarazioni, ma studiando come credo abbia fatto l'avvocato Mori. Ciao, grazie Beppe da Mussolente, 113 finale. Scusatemi, qualcuno, perché qualcuno mi sa dire quali siano state le motivazioni delle dimissioni di Letta? Perché è subentrato Renzi senza spiegazioni? Letta è stato mandato in esilio perché i poteri sovranazionali hanno deciso così. Ciao Filippo Danone.
Qui c'è un altro sms, tutti addosso al povero Sinigaglia, ma scusate Sinigaglia ci fa grazie, ma lui ci ha cercato, me, dai, ma no, cioè, non ne vedo uno, piuttosto, se no, mandate qualcosa per far condicio contro l'avvocato ufficio. Mori, scusate, se no qua l'abbiamo invitato solo per prendersi parolazze. Che non è così la nostra intenzione, era che le parolacce le prendere anche Mori qualcosa. Beh, prendo anch'io. Sì, qua su Radio Gamma un po' meno. Un po' meno perché qua c'è una visione diversa. Scusate un attimo, intanto che voi pensate cosa rispondere, io sono obbligato a leggere vedete, c'è scritto tessativo da leggere. Io se non leggo mi decurtano uno stipendio che devo pagare io per venire qua. Allora, un po' di iniziative della nostra radio, così abbiamo molto ascolto e diamo anche fiato alle iniziative. L'Associazione Amici di Franco Carraro ricorda che per partecipare a tutte le iniziative promosse quali gruppi di acquisto, serate informative del venerdì e iniziative varie è richiesta l'iscrizione per il 2016, ormai stiamo finendo, andrà per il 2017. Il costo della tessera è di una cifra strepitosa di 5 euro all'anno. Per informazioni contattare Tiziana al 339 46 93 666. Poi ci sono altre iniziative tipo la Banca Solidale del Tempo, che è promossa da Radio Gamma 5 in collaborazione con l'Associazione Amici di Franco Carrara per favorire la divulgazione di informazioni. Qui ci sono varie attività, c'è il dottor Marco Lisco il 25, no, il 25 c'è stato, il 26 per esempio oggi pomeriggio dalle 15 alle 18 c'è Angelo Dornetti della Decima Consulenza sui illeciti bancari. Stavamo appunto dicendo mi ricordi anche quello di oggi a Vedelago, già che ci siamo. Ah, tu sei stasera siete a Vedelago. Giuseppe, l'avvocato Palma, l'avvocato Luigi Pecchioli e me, siamo appunto la senatrice, siamo alla biblioteca di Vedelago, piazzetta del Donatore Avis Aido 1. Ripeti un attimo perché vedi il microfono. Biblioteca di Vedelago, conferenza. Tutto dall'inizio. Ah, dall'inizio. Oggi sì, saremo con la senatrice Paola De Pina, gli avvocati Luigi Pecchioli e Giuseppe Palma, oltre a me, a Vedelago, piazzetta del Donatore Avis Aido 1, conferenza no e temi ovviamente di diritto costituzionale e quant'altro. Alle 18:30. 18:30, va bene. Radio, via di qua e Radio Gamma 5, Gas Amici di Franco Carraro, vi aspettiamo sabato 17 dicembre in sede radio dalle 14 alle 18 con tanti espositori tutti il banchetto per il ritiro della frutta, i panettoni e il formaggio e per tutti una natalizia cioccolata calda, una cascata di panettone, buon Natale a tutto gas. Comunichiamo anche che è cambiata
se fa parte Ma dell'Unione no, quando Europea. l'Unione Europea Ma va sì. contro gli interessi e i diritti fondamentali. C'è il Ma se problema, ci sono, perché se vai contro i diritti fondamentali, la Corte Costituzionale ti dirà non che lo, questo non lo potrà più fare, questo è il problema di fondo, ma questo è il figurati, rischio che ma viene figurati, fuori. ma figurati. Scusate, Sono ma è balle esattamente queste, questo sono che balle. Scusate un attimo. Sono balle queste. No, Ma perché dai, ma sì, certo, ma certo, noi non sappiamo, non conosciamo, non comprendiamo. È certo, è certo. L'eleganza intellettuale è La questa. scarsa intellettuale è non prendere neanche in considerazione dai, la valutazione di prospettiva. Ma l'abbiamo presa in considerazione, ma dai, ma cosa dici? È che se si smonta la tua principio base, tutto il resto non sta in piedi. Non smonti niente, cioè. Ma dai. Siamo ancora, ci sentono ancora? O c'è la canzone? Ci ho messo su un po' di gondoletta, se no qua mi massacrate. Aspettate un attimo. Io volevo capire perché la Corte Costituzionale, insomma, non potrebbe intervenire. Allora, la Corte Costituzionale, se fosse composta da giuristi di alto livello, potrebbe ancora dire che la riforma che è stata fatta è illegittima laddove non inserisce, non ragiona sul concetto dei controlimiti. E quindi laddove una norma dell'Unione va contro i diritti fondamentali va fermata. Il problema è che in Corte stanno mandando politici. Cioè Barberà e Prosperetti sono questa due, è un'altra cosa. Barberà e Prosperetti sono Ma stati questa è mandati. un'altra cosa, vuol dire No, ma che tu questa è una attacchi cosa la che composizione e non la possibilità legislativa la composizione e come la giuridica dai? Come di... la dai la composizione? Se c'è un Parlamento proporzionale, no. Se c'è una minoranza che Ma diventa non lo maggioranza, risolverai mai questo, acquisisce non il lo controllo risolverai della mai Corte questo se Costituzionale. parti dal... Se tu perdi la Corte Costituzionale grazie a questa follia di inserire l'Unione Europea in riforma, tu sei spacciato. A quel punto sei morto. Cambia l'orientamento sui controlimiti, che quella giurisprudenza dei controlimiti è il bersaglio da 30 anni, non ne possono più della giurisprudenza. Ma vedi che hai ammesso anche tu che c'è la possibilità, se ci sono dei giuristi, se ci sono dei costituzionalisti Oggi non ci sono, in questo momento bravi in di Corte. fare quello che ti abbiamo detto prima. Certo, che c'è perché un ma allora vuol bravo- dire che c'è a livello Sì, ma legislativo sapete no, perché? questa Sapete possibilità. perché? Ma cosa ci stiamo raccontando? Perché- Siccome sono brutti no, e cattivi non lo No, fanno. non è così. Un costituzionalista bravo interviene perché dice che quello che avete scritto nella riforma non si applica perché è una stronzata. Questo dice il costituzionalista bravo. E questo è il punto. E ci sono dei politici che invece vanno avanti. Sei in contraddizione dall'inizio alla fine. Contraddizione perché non c'è comprensione della C'è esatto, una esatto, non la domanda che comprendi viene tu. fatta No, al signor Marci siamo anche tutti giuridici. Sinigaglia. Un attimo, A avvocato proposito- Cicelli. Sui giudizi tanti nemici, tanto onore, quindi Ma c'era, ma ci mancherebbe. lo prendo bene. Dopo mi Allora. piacerebbe anche giustificare, cioè Sì. uno che dice non so, giustifica perché Sì, e dopo è ci quello. parliamo. Allora, qua dice sto qua, rivolta al dottor Sinigaglia. Allora, domanda per il signor Sinigaglia. Come ha potuto il PD e la sinistra italiana permettere di arrivare a questa povertà economica e sociale, facendo leggi che difendano e tutelano ladri e disonesti e condannano i cittadini onesti? Lo hanno Ada. fatto tutti negli ultimi 30 anni. Allora diciamo Diciamo che è stato utile utilizzare la sinistra. larghe intese, Facciamo le larghe un intese. elenco. È stato utile utilizzare la Facciamo sinistra perché un per dare contro il elenco. popolo, Facciamo un elenco delle leggi che sono state approvate Porcellum e dal la dopo Lega. di noi al terzo settore, alla corruzione, alla praticantato, come si chiama, caporalato, scusate. Cosa diciamo? Cioè facciamo solo l'elenco di quelle che magari potevano funzionare meglio, perché anch'io dico sulla buona scuola probabilmente se partivamo in maniera diversa forse sarebbero stati degli esiti migliori, anche se ci sono stati più di 150.000 occupati che hanno adesso il posto a tempo indeterminato. Ma vogliamo fare l'elenco di tutte le leggi che sono state portate avanti e che hanno in qualche maniera risolto le unioni civili? Quanti tentativi ci sono stati in questo paese di portare avanti la legge sulle unioni civili? Quante volte ci siamo sbattuti contro questa impossibilità? Chi è che l'ha fatto? No, adesso ci vogliamo ricordare solo dei limiti o anche di quello che è stato fatto? E ripeto, con un governo che è un governo di coalizione, che non è un governo del centro-sinistra, perché è un centro-sinistra allargato ad Alfano, quindi è una cosa ben diversa. Non avremmo avuto il governo altrimenti, chiaro? E quindi tutti i limiti di una coalizione che votando no rimarranno, perché non ci sarà nessuna maggioranza chiara, nessun programma chiaro e rimarrà questa pastetta che abbiamo oggi. E per fortuna c'è una forza del PD all'interno della Camera che impone un determinato percorso che sicuramente sarebbe più snello, più importante dal punto di vista programmatico se ci fosse una maggioranza chiara che viene fuori dalle elezioni, cosa che invece il Paese per interessi propri
alcune forze politiche per interessi proprio, perché non vogliono eliminare i senatori, perché anche questo è una delle merci di scambio per poter avere ulteriori carriere politiche, perché dicono che vogliono eliminare i costi della politica, però alla fine restano. Ci sarebbe sicuramente la possibilità sia a livello di Senato sia a livello di Regione, perché anche in Regione per esempio c'è la riduzione del costo dei consigli regionali. I consigli regionali avranno lo stipendio tanto quanto del sindaco e capoluogo di regione, ma portiamo via la materia ai grillini, perché altrimenti portiamo via la materia ai grillini, perché se riduciamo i costi dopo il loro modus vivendi, il loro statuto sociale viene in qualche maniera deprivato. Allora teniamoci il Senato, teniamoci gli stipendi dei consigli regionali così come sono. Ci sono tutta una serie di passaggi importantissimi che potrebbero essere fatti tranquillamente e in maniera significativa nel nostro paese, che le ragioni del no, che sono variegate, ma che sono soprattutto un attacco a Renzi e una difesa dello status quo, l'instabilità in primo luogo, dovranno rendere conto. Poi se trovo ancora qualcuno che dice che i parlamentari sono troppi, 930, che i politici prendono ancora tanto, delle forze politiche che in questo momento hanno votato no, cosa dovremmo dire? Bravi, cioè diciamo bravi perché hanno praticamente portato a questo risultato. L'occasione c'è, perché non bisogna sfruttarla? No, ditemi, per il complottismo, per la JP Morgan, se mi presenti il signor JP Morgan un giorno, io non lo conosco, lo so, ma dai. Allora noi abbiamo... Prendila come battuta. C'è una cosa, solo una cosa velocissima. Più sono i parlamentari, più alto il livello di rappresentanza del popolo in Parlamento. Quindi dire di ridurre il numero dei parlamentari è un'assurdità. È un'assurdità legata al fatto, di nuovo, di non riconoscere la differenza tra causa ed effetto. Oggi i parlamentari sono ne abbiamo più degli Stati Uniti d'America. Sono conciati così per via di tutto un sistema che si è venuto a creare, ma tu non puoi buttare via il Signori, ho consumato tutto il tempo. Rimane un appello da parte di Senigallia: dica in 2 parole perché devono votare sì. Votate sì, perché il cambiamento del paese è indispensabile, c'è un'opportunità enorme per dare maggioranze solide al paese, quindi maggiore governabilità, e per dare un ruolo alle autonomie locali, regioni e comuni, un ruolo legislativo. Non è centralista questa riforma, ma è una regione che valorizza le autonomie locali. Votate no se non volete adeguare l'ordinamento interno alla governance economica europea e se non volete imporre il rispetto delle stringenti regole di bilancio. Votate no se volete conservare le autonomie regionali invece che spazzarle via in favore di Bruxelles. Io ringrazio gli ospiti, sono stato veramente contento, è stato un confronto pacifico, moderato, i guantoni non sono serviti, gli occhi non sono neri e le lenti dell'avvocato sono ancora integre. Vedo anche Senigallia che, mamma mia, lo hanno bastonato, ma insomma dai, era un confronto che andava fatto e sono sicuro, ripeto, che se voi vi parlaste di più e se ci potessero... Bastava dicesse qualcuno che mi mandasse qualche nota di gradimento, ma siccome io sono abbastanza corretto su queste cose, lo faccio. Va bene, ma abbiamo visto che persona seria e onesta. Allora, tranquilli. Allora, grazie, se ci sarà possibilità, chissà, per un altro confronto su altri temi, non si sa mai. Vi ringraziamo tutti quanti. Vi lanciamo ancora le parole di Calamandrei per terminare, poi ci sarà la sigla e vediamo che sta arrivando l'altro speaker in arrivo. Bene, a risentirci martedì 6 intanto.